Oh io poi, rec. Mi schiacciata mo? Guarda che roba taglia sta parte, è inutile che fai solo così per non parlare. Ok, te ne vuoi? Sì, te ne vuoi, non lo so. Ma che cazzo fui? La ma fa? E fa scimmia, fa scimmia. E frate, ma casa sta sentendo le botte alla canna fatta a Napoli. Che ti stai a sentire, Davide? Che stai a sentire? O Capodanno a Roma? A Napoli ovunque? A Napoli ovunque? No. E a Roma? Mi sa che Napoli poco centro. La ma fa? Sì signore, facimmelo. Non so come mi è venuta sta cosa, però 2010-2020, agittiamo a vedere qualche fotografia del 2010, non l'ho mai fatta. Io e Luciano stavamo insieme già dal 2010. Il 2010 è stato l'anno in cui c'è stato più poco a casa, ha viaggiato parecchio perché sei marinaio. E quindi non è che ha già fatto tutte queste fotografie, perché la maggior parte di fotografie che tengo è perché c'è sta purissimo, no? Quindi stanno su lì, non è che ha già fatto tutte queste fotografie, ma ha già fatto questi shoot, diciamo. Però, che fotografie l'ha già trovato nel 2010? Innanzitutto sei meno young. Mi sa che da quell'anno lì ha già venuto a abbronzare forever. E infatti diciamo oggi sono una cosa con sfondo, uguale proprio. E a me bere che trucco che tenevo in quella, che trucco buttato. Gesù. Oggi mi sento un po' che Jennifer Lopez from the Bronx. In realtà prima che io andavo tutta pipirici, ma così prima che mi trasferivo a Milano, ma in realtà pure quando mi sono trasferita a Milano, queste sono proprio io pure a ballare, io fine 6 anni fa io va a ballare, però io ho ballato tipo qualcosa, non so, ci si capirà che danno fastidio. Più robe hip hop, rap, che le piace a me, robe tipo dunz, mi è mai piaciuto onestamente. Comunque ma questa fotografia che ho già parato, innanzitutto, cioè proprio un coppa faccia non tengo quasi niente, cioè questa cosa mi sconvolge perché oggi se mi mette 3 kg di fondotinta non esco a casa, o esco così, ricim proprio senza niente, oppure si mangia truccare, sennò è inutile. Poi capitavi i mezzi, però all'epoca mi ricordo che io mettevo soltanto nei pochi correttori e non filo le fondutine, pure perché sono talmente abbronzate che non è che ho bisogno chissà che. Però siccome oggi sono bianca, nei pochi fondutine devo mettere, e mettere sto caranars. Ma che vuol dire che fa? Comunque vado a mettere che sul caso si chiama Sheer Glow a tipologia, colore 4, sì, 4. Non file, ma proprio non file ce vo, perché onestamente sta faccia così, no? No che ho fondotinta ad essere chissà quando scura, mi raccomando, non abbiate a fare i panettoni e i pandoro e cangoppo, che ormai Natale è passato. Però, non file, giusto per parare un po' questa faccia, e però per 10 anni non è che tengo più la pelle fresca come da sta fotografia. Lo so che con ricchina era fastidio, ma mi piace, voglio far staccare. Pazienza, facetevelo piacere. È bello sto fondotinto, pare che tengo niente in culo, però tengo la pelle, bellissima. È bello. Cioè, ma voi rendete conto? Photoshop, che hanno i festun. Ovviamente che se è una rivisitazione, quindi io fondotinto mo metto. Pazienza, si danno un motivo. Perché non motivo, non ho già capito. Vediamo che. Però non ci dico. Ma che fantasma. Oh, una poca idea. Ed è bella sta tazza, mi ha regalato la compagna mia, Glenda. Un bacione, Glenda. Vedi tu? Che stai a fare? Stai al telefono? Con Vanessa? Ciao Vanessa! La sentute? Ma la sentute? Ok. Poche povero. Che sennò tu sta torta che mi ha messo a casa secca. Mo. E sopracciglia. Sti cazzo di sopracciglia, ma perché non mi faceva? Ma voi vi rendete conto che cazzo tengo qua? 2 file, come tengo mo ovviamente, però mica ci pensava a me parà. Gesù, chi se l'ha già venuto?
E mo come faccio? Oh Gesù santo. Sì, meglio che ci sta. È venuta Maria. Grey. Perché la grigi Benefit Cosmetics. La preferita mia è fornuta. Non metto numero 3, è la stessa cosa, però c'è parato. Avesse mamma. Sono brividi azzeccate, cangoppa che mi danno fastidio quando... Ah, mamma mia. È quasi rossa, non va proprio buono per me. E sotto i tabi serve pure rotta punta. Sì. Ma che... Si fa la rotta, si sente! Allora, mannaggia, coppa stucchie belle che mi trovo. L'occhio mio mi piace, non dice la verità. Ha già messo sto colore un poco triste, sto grigio un poco... Faccio poco come l'ha chiamato, comunque ci ha messo una vita per trovare un grigio così, perché onestamente in quello a me non so come vedo, però oggi lo proviamo. Piglia la palette di Patrizia e mi metto sto grigio qua, poco brillantina, che è bellino, riusciamo, mi pare una cosa, fa così, non so come, vabbè, come ha messo. Buon coppa a tutto l'occhio. Non mi trovo sto con niente. Ci sarà così va buono. Ma oggi ho fatto un bordello. I prezzi cangop. Ma così? Veramente da sotto non è che vedo chissà che. Vedo una specie di colore, però penso che è una matita nera. Quindi mo che faccio? Siccome vedo un poco pure la coppa. E poi pago proprio sotto. Cioè proprio qua, in dall'occhio. Occhio con i Luciano. Patatino. Ho comprato la pizza. Forse Davide lo sa fare. Davide! Siccome sono a fornire film, tu sai mettere fuori il pizza, no? In che senso? Come mi stendi, faccio così. Sanno a stendere, Così? e pizza hanno via respiro tipo per mezz'ora. Il Mac just days. Però sanno a battere un poco. Io faccio Tu ci metti un po' di farina pure, ora lascio così. un po' di farina c'ho. Sta scritto proprio vicino per pizza. Io uso quella là di garofalo che sta scritto per pizza. So che pare che mi sto asciugando, però verità la differenza. Come più. Ah, sotto, a sto punto mettiamo pure la sotto. A parte che si fa da così. Ma che sotto si mette. A parlare un po' più. Lo conosco abbastanza bene e vi posso dire con sicurezza che sta matita la roba l'ha già sfumata sotto a così, oi? Ecco, noi. Praticamente la pio poche sporche che esce quando metti la matita sotto e la sfuma. Che stai? Ok, a sto punto mi pare che non tengo niente più. Va sfuma solo una poca. Teneva belli cigli, mo non penso che sono così sistematelle, però mi rimane che potremmo fare, ma ho scordato piega cigli. Praticamente che faccio così dite, va che piega il ciglio così, come se stava passato piega cigli più o meno. E mi paga a mettere un rimmello. Vabbè, io ricima che ne poco l'ha già parato. Penso che sia vero. Sotto tengo pile, no? Pile. Però io pago a metterne poco più. Comunque se vi posso dare un consiglio, in effetti sono un capovera con consigli e trucchi a fare a fare pagliaccia. Se vi posso dare un consiglio, quando vi mettete un rimmello, hai da partire guardando proprio l'occhio da vasso, mettetevi uno specchio qua come sono qui e guardate la vasso, perché voi pigliate proprio la radice e pigliate proprio la in dall'occhio fino a coppa e punto. E a così mettete come si deve. Che stanno certi voi, ma io tengo il ciglio lungo, e poi tengono praticamente i ragni invece dei cigli in coppa a lui, solo che non sapete mettere un mascà. Partite proprio la radice fino in coppa, poi come la date tra l'occhio, sa da avere proprio la palla bianca, e così. E a transistere 2, 3, 4, 5, 6 passate, così hai da mettere un rimmello, pensate che ta è fatto così.
E però poi mi dalla montagna, non è buono mascara, non è buono zuccattare, non è buono. Ai ta fatica, se volete una cosa fatta buona. Ah, ma bello. Come è cominciato quest'anno? Cominciato buono? Come per tutte le cose, non potete aspettare che vi scende cose dal cielo. Ah, volete una cosa? Avete faticato. E ciglia, pulite bene. Mettete là. E passa, ripassa ancora, se sporco, pulsate. E dannanzi. Coppe e punto, così, senza fine. Continuo. Che cronevo che vado una scritta che si preoccupava con mascara durava più di 3 mesi. Ma se voi vi sapete mettere un rimmello come si deve, che sto qua 3 mesi non ci arriva manca, avete capito o no? Comunque quando più facete la faccia brutta, più significa che vi state mettendo buono il rimmello. Tipo così, a così, a così. Allora vuol dire che sta funzionando. Ma stavo pittando un capello. Bella, come passo da crisi esistenziale a così. Chissà se sono i fiori di Bach. Ne hai presi altri? No, però funzionano anche nei giorni, no? Una volta che da Spider-Man in coppa a luce, vuol dire che siamo a posto. Un attimo da Giannasi a comprare 2 fritturine e le porto, ok? E a me niente. Lascia stare amore, tanto quello che non ti mangi tu me lo mangio io per te, capito? Una porzione me la mangio io. Sta faccia young che tenim, sciamarano poche colori. Mo all'epoca stava abbronzato, no? Tenevo poche... E mi ricordo pure che mi piaceva assai a terra. Ma bella... pesante. Solo che mo non è che mi mette chissà quanto. Però... invece di pigliare il solito colore che hai figli per la terra, va a pigliare un colore un po' più scuro, che si è qua 302 Sunrise di Mesauda. E con un pennello, che le volete voi, i pigli su qua, o va a mettere senza ritegno. Ma torno bello. Faccio bere caso stata amarga, Amore, però adesso il collo sembra bianco. Cai? Amore, amore, questa è la tua mucca che torna alla fattoria. Oh, canto facci di cazzo, perché io non voglio mettere pure cagare come sporca maglia, che se una maglia non regala la compagna mia. Oi? Che se che l'originale amici, voglio come se io fosse stata amici. Ogni volta che dico questa cosa come nessuno crede, però a un bagno mia che fatica due amici, mi ha portato questa qua, che la fanno proprio là. Sciata sta cosa mi dispiace. Poca ragione, però ci sta. E poi tenevano poco illuminante, che se no perché io mi mettevo a terra e poi l'illuminante non esiste proprio. Io mi mettevo un'unica cosa, non mi ricordo, erano prodotti, erano una terra tipo i Rocher, che all'epoca si era fissato con i Rocher, non mi ricordo perché non lo saccio. Era una terra i Rocher che praticamente si una cosa a metà tra una terra e un'illuminata, era una terra un poco luminosa, una terra arancione luminosa, quindi mo oggi mi su poche terre vado a mettere un illuminante un po' più scuri che le che mi mettessi, per pararci, per dare un po' che la sensazioni 10 anni fa. E vado a pigliare stu illuminanti Mesauda, sempre Paradise, no, non può pare che però è così scuro. Forse proprio con questa tocca però mi mette paura che questo è proprio scuro. Poi non si sa mai. Sì, praticamente voglio che schiomini che le che mi mettevi all'epoca. Solo che mi mettevo un po' a tutta la faccia. Gesù, che sto minando. Vado a passare chissà dopo niente perché sennò pare che veramente, non lo so. Pare che ci ha fatto un guai. Ci ha fatto un guai, amore? Un po'. Però io questo è l'illuminante che mi mettevo, capì? Te lo ricordi tu? È scuro però, ma pensavo che in coppa faccia si vede più scuro. Oddio, visto la è poco scuro, però già da fare un bel effetto, ma no, pare una lampada. Com'è sta cosa che sono passata da un fantasma a essere una lampada? Ma è bella, Sta da.
Coppa mousse mi pare che io non tengo niente, ma in realtà io già aveva strafugato. Voi sapete, quando mangio praticamente sono fatte cose. Ma tengo un'altra fotografia, sempre più o meno la stessa, no, più o meno la stessa giornata. Allora praticamente si vede i fronte, no? Sto frontale. E mi pare che tengono poche gloss. Mo come mo, io gloss non è che mi metto così spesso. E si mo mette, ma ci fa come un rossetto perché sennò non mi trovo. Una matita per mousse perché poi tra l'altro mo non è che mi lascio un mousse così, mi faccio sempre un po' più grosso, no? Un po' più polposo diciamo. E mi va che fa contorno. Vabbè, diciamo che chi mi segue normalmente sa che quando io dico contorno ci siamo capiti. Ah, mo sto mousse non è poco arriva sotto il naso. Sì. Poi mi metto la matita in coppa a tutto mousse. Ah! Mi sto chiamando. Ah, mo quando metto il rossetto così, mo. Quando metto la matita il rossetto così. E mo la coppa stamattina senza rossetto ci vado a mettere un gloss. Mi viene poco più fantasiosi che li che mi mettevo 10 anni fa, però. Amore, vieni. È bellissima. Ah, Ora come allora. diceva non sa che c'è qualcosa in mezzo, sa che c'è più schifo. Invece mi piace, quindi non mi dispiace per niente. E insomma, che sta? Facetemi sapere che le hanno pensato. Buon anno a tutti quanti, mi raccomando. Sì, sì. Ci vedremo al prossimo video, addio. Un bacione a tutti quanti.